La musica per chiudere il giornale: c'è un trio emergente sulla scena della celeberrima tradizione musicale napolitana, si chiama Napoli Incanto e hanno incantato questi tre anche il cardinale Ratzinger prima che diventasse Papa Ratzinger. Ce li fa vedere e ascoltare Tommaso Ricci. La sirena partenope non avrà ammaliato Ulisse come narra l'Odissea, ma si è abbondantemente rifatta dopo, già che Napoli è dal profondo dei tempi la zona musicalmente più erogena d'Italia. Per grazia di Dio, almeno fino ad oggi, c'è stato chi ha mantenuto viva questa tradizione, il cuore della canzone napoletana, che ha preso tantissimo da tutte le culture, tranne dai francesi giacobini che furono scacciati. Pala di moda, ma non c'è posto da che sta A dicembre poi la tradizione, anche quella religiosa ricchissima, raggiunge il suo culmine. Eccola nelle sembianze del trio Napoli Incanto, in concerto a Brescia per i volontari dell'AFSI. Il Natale in versione partenopea non può che essere una santa allegrezza. Nasce il mistero del verbo di Gianni Aversano, voi tre avete fatto canticchiare al fervente mozartiano e dunque napoletano in pectore cardinale Ratzinger, poco prima che diventasse Papa, addirittura Reginella. Com'è andata? Che in un'ora e mezza di canzoni, dove noi raccontavamo quella che era la dinamica di queste canzoni, appunto, parlando anche della carità, della verginità, c'era un po' di timore e tremore di fronte al prefetto della fede, ma nella semplicità del cardinal Ratzinger ci siamo così aperti che abbiamo poi eseguito tarantelle e tutto quello che c'è nei nostri spettacoli. E lui alla fine ha commentato: vi ringrazio di avermi fatto conoscere Napoli al di là delle sociologie astratte. Il TG2 torna alle 22:45, grazie per essere stati con noi, buona serata.